Sono stati tanti i punti che il sindaco Firetto ha toccato nel corso della conferenza stampa di fine anno fatta presso il comune di Agrigento in compagnia dei suoi assessori. Positivo il riscontro in particolare che sta arrivando anche da parte della nuova amministrazione regionale per risolvere il problema della cattedrale. C'è un'attenzione continua, costante sulla questione cattedrale che vede le prime risposte, dopo anni di racconto, vede le prime risposte. E allora qualcosa si muove anche lì. La Regione faccia il resto che deve fare, che sa cosa deve fare, progettazione esecutiva sul versante e messa in sicurezza sul versante. Quindi sarà un anno che mi auguro possa essere ulteriormente buono per la città. Mattarella ha sciolto le Camere, ci sarà un suo impegno alle prossime elezioni, perché diciamo, la città vuole sapere questo. La città si interroga, o più che la città molto spesso coloro che fanno il mestiere della politica, coloro che fanno il mestiere anche di informare si occupano di questo. Io ho il ricordo che nell'intervista prima da sindaco della città la prima domanda che mi fu posta, non so se da te o da altri tuoi colleghi, fu questa: lei si candiderà alle regionali? È vero che si candida a Presidente della Regione? Dissi no, mi sono dimesso da deputato regionale, non mi posso candidare di nuovo a deputato regionale, mi sono dimesso appena 2 anni dal mio mandato per fare il sindaco della città. Continuiamo con questo gioco, io intanto mi occupo di Agrigento. Un'altra domanda, lei ha detto che non è né con Renzi né col PD, ecco, in che area politica gravita attualmente? Ma io sono stato eletto qui con 2 liste che erano, e poi una serie di liste d'appoggio che erano Agrigento Cambia e Agrigento Rinasce, era un progetto civico che aveva simpatie certamente per un'area. Io rimango persuaso di questo, faccio il tifo perché Renzi possa essere il prossimo Presidente del Consiglio, perché quell'area sia. Oggi non c'è nessuna connotazione di ordine politico. Rispetto al populismo, io, come vi ho detto in conferenza stampa, preferisco sempre la responsabilità. Rispetto agli annunci semplici e demolitori, preferisco governare la complessità, e la gente che ci mette del suo per governare la complessità ha tutto il mio apprezzamento. Sindaco, una domanda, cosa ne pensa dell'abbandono della politica del ministro Alfano che l'ha sostenuta durante la sua campagna elettorale? Ma la lista di Alfano è, insieme a quella del PD e altre liste, quelle che hanno creduto in questo percorso, e devo dire in maniera molto neutrale, senza mai fare sentire influenze su scelte. Il fatto che Alfano lasci la politica, adesso questo non lo so se è proprio così, io ho letto delle dichiarazioni, è una risorsa, nel senso che si tratta di una figura che ha fatto ministro in tante aree così delicate del Paese, e fra l'altro una persona molto giovane. Io non so se sarà come i calciatori che appendono le scarpe al chiodo, dubito di questo, però ribadisco, diciamo, non ho elementi per poter esprimere un giudizio compiuto.